Signore e signori, da semplice furgone a camper con ambizione, ecco a voi Tal. Era solo un furgoncino triste e un po' stanco. Poi arrivò un umano col metro e il banco. Ti metto il letto, i pannelli e il frigo. E rise forte, è il mio momento figo. Tal era un furgone. Hola a tutti ragazzuoli belli, buongiorno, benvenuti in questo nuovo weekend di lavoro. Allora, guardate fuori, è un po' nuvoloso e se vedete per terra è tutto bagnato. Ieri sembrava autunno, cioè tutto il giorno a piovere, ma veramente a piovere. E questa mattina pure mi sono svegliato con la pioggia, ci sono 18 gradi adesso, si sta benissimo, c'è fresco. Si sta veramente bene, meglio ancora visto che noi dovremmo stare con la mascherina, quindi se rimane così per tutto agosto, no vabbè dai, spero per voi di no che fate le vacanze, ma per me spero di sì, ma vabbè. Allora, ho recuperato dei bulloni che teoricamente dovrebbero andare bene per sostituire alcuni supporti del differenziale e per l'albero che abbiamo smontato. Non sono proprio sicuro che vadano bene, prima anche mi informo se posso metterli perché non vorrei fare danni o non lo so, sono dei bulloni però ogni bullone ha il suo coefficiente di snervamento, tutte quelle robe lì, quindi prima mi informo un attimo bene. Comunque torniamo al nostro vecchio amato lavoro di grattare. E devo solo tirare fuori il Dremel, ho già posizionato tutto e basta, si inizia. Torneranno un pochettino i video, essere un po' più noiosi adesso visto che dobbiamo fare quel lavoro lì, questo lavoro però portate pazienza ed è l'ultimo e speriamo di farlo il più velocemente possibile. Adesso inizio subito a fare la parte più, oddio merdosa no, però niente, credo che la batteria che vi parlavo settimana scorsa è andata perché mi fa andare in blocco la GoPro solo con quella batteria, quindi boh. Vabbè, comunque vi stavo dicendo che voglio iniziare in questa parte qua, che qua è la più quasi messa male, questa zona qua. E poi ci sono davanti, c'è davanti un po' di roba, ecco, che rompe le scatole. Iniziamo da qua e andiamo man mano, ci spostiamo. Rimane ancora da pulire, come vedete, quella zona, da rimuovere dietro il supportino che avevamo iniziato a rimuovere, ma vabbè, siccome non voglio perdere tempo, voglio iniziare a grattare. Grattiamo tutta la parte che abbiamo già pulito, andare avanti il più possibile. Dopo sicuramente magari sarà un momento in cui devo far raffreddare il Dremel e in quei momenti magari continuo a pulire, faccio altro. Bene, non voglio stare a parlare troppo nelle intro perché so che magari può essere noioso, anche se io mi metto lì e parlo e spiego e faccio. Quindi ciao le bande e iniziamo! Ragazzuoli, siamo post pranzo e come vedete qua dal ferro vivo ho pulito tutta questa parte qua che c'era veramente tanta ruggine. Ho fatto anche questa zona, questi angoletti che devo ridefinire, però vabbè, ci siamo. E adesso ho deciso di continuare la parte peggiore, che sarebbe questa zona qua, perché più che altro devo andare a pulire qui dentro, vedere bene come è messo. Comunque ci sono già, avevo già pulita più o meno, però bisogna andare più nel dettaglio. E solo che sapete che avevo messo questa di protezione per non far andare a ruggire di là, devo per forza alzarla un po' e mettermi con la testa vista qua per poter accedere al meglio. E quindi adesso vado avanti qui con calma e voglia. Mi ero quasi dimenticato cosa volesse dire grattare, ma vabbè dai. La cosa buona ovviamente è che non c'è stato tanto caldo, come vi ho detto c'era fresco e non sento caldo con la mascherina, quindi speriamo che la temperatura rimanga così. Ragazzoli, eccoci qua, è ora di andare via. Ho fatto nel pomeriggio, sì, sembra assurdo, ma solo questa zona qua, solo tra virgolette, se vi ricordate come l'ho messa prima, facendo un po' conto con la parte a destra e facendo conto che qui dentro ce ne andai tutto negli scansetti, qua dentro. È stato bello rognoso, ma ce l'ho già passato e so come comportarmi ormai. Poi ho iniziato qua la staffetta laterale, cioè qua di lato e un po' qui davanti, dove si incastra questo che è il freno a mano. E dai, buono. E sto facendo la parte, credo che sia quella un po' più rognosa questa. E domani continuo da qua. Non penso che lo finirò tutto perché considerate che domani è domenica, ovviamente. Poi c'è il lunedì e dobbiamo verniciare prima di andare via. Torna di nuovo questa prassi della grattatura, verniciatura. Però va bene, dai.
Considerate che c'è il prossimo weekend e dopo sono in ferie per Ferragosto, quindi ve l'ho già detto nello scorso episodio, se riusciamo a fine ferie di verniciare questa zona qua e rimontare tutto, un biciù, non mi baciate male perché sono ancora zozze. Comunque con questo cielo strano, sereno, mezzo nuvoloso, nel pomeriggio ovviamente ha fatto più caldo, infatti ho fatto più fatica con la mascherina. Tra l'altro devo comprarle e sto valutando se prendere quello con la valvola perché riesce a respirare un po' meglio, soprattutto adesso che siamo d'estate. Ma vabbè, a voi non mi interessa. Comunque ci vediamo tra pochissimo per continuare il grattaggio. Dall'era un furgone, niente di speciale, ruote e un volante, molto essenziale, ma dentro al cofano c'era un'idea, io voglio una cucina. Hola a tutti ragazzuoli, buongiorno, benvenuti in questa domenica con una giornata veramente bellissima. Ci sono 20 gradi ed è una ottima giornata per andare a fare un giro con il proprio camper. Se ce l'avete andate, se no niente, fate i lavori come sto facendo io e ve lo preparate, ma arriverà il vostro momento. Dopo questa intro motivazionale possiamo iniziare, cioè motivazionale per me. No, magari qualcuno di voi lo sta facendo anche, quindi vi do anch'io la carica. Boh, chissà. È inutile che vi dico cosa facciamo oggi, continuiamo a grattare e essendo che la zona è tutta bella concentrata in un piccolo punto, probabilmente oggi magari fino alle 4, 3 e mezza, non so, andrò avanti, dopo pulisco e verniciamo. Quindi io vi farò i soliti aggiornamenti ogni tanto per farvi vedere come sono andato avanti, ma non che ci sia un granché di particolare da farvi vedere. Quindi iniziamo questa domenica di grattaggio e ciao le bande. Ragazzuoli, se volete vi vendo una magliettina color ruggine ed è realistica, studiata per veramente dare il massimo della risoluzione, della veridicità della... Vabbè, basta dire cagate, ho mangiato, però finito. Anche troppo, la quantità di pasta era troppa direi per mettersi a lavorare. Adesso ci starebbe un bel sonnellino anche di dietro tal, tanto con un materassino ci starebbe, ma invece dobbiamo lavorare. Ragazzoli, come potete vedere stamattina ho fatto solo ancora il supporto qua per il freno a mano. Ci sto girando in tondo con i vari attrezzi per andare fino ai posti più nascosti. Qua l'ho finito, mi tocca andare di là, come vedete è quasi perfetto. Ovviamente si perde tempo, però cioè, io lo sapete, se faccio una cosa la faccio bene, ormai è inutile stare lì a perderci tempo, anche perché la staffetta è a contatto con qua fa parte del pianale, quindi se magari lo gratti male ci lasci la ruggine attacca anche il telaio e dopo continua a camminare, passeggiare, quindi si fa bene e basta. Tempo che ci vuole, ormai siamo arrivati fin qua. Bene, probabilmente vi farò aggiornamento dopo, prima di verniciare. Ripeto, la roba è tanta, quindi probabilmente non so 3 e mezza, tipo 4 vernicerò. Forse un po' più per fare con calma e non tornare a casa tardi così. Anche a casa mi preparo per domani con calma. Ragazzuoli, magicamente sono le 6. No, di per sé mi sono dimenticato prima di iniziare a verniciare di farvi vedere. Però vabbè, vi faccio vedere già adesso e sono anche già verniciate le parti. Eccole qua, le zone grattate in questi 2 giorni, zincate, tutte per bene, abbondantemente nelle fessure, in modo che si deposita anche lì e protegge a go. E comunque ci ho messo un'oretta e mezza, quindi comunque il tempo si perde sempre. Alla fine quello che ho fatto in più è stato terminare qua, perché nella parte qua laterale c'era appunto di ruggine e anche qua. Questo qua era già roba vecchia, già fatta. Quindi ho completato questa zona qua e basta, ho ridefinito la staffetta, che se vi ricordate com'era, mamma mia. Adesso direi che ci sta. Prossima settimana, se continua, penso di andare in là. Bene, vi ringrazio se avete seguito tutto il video. È noioso perché non ho fatto altro che grattare, però comunque fa parte del tutto il progetto, del processo. E come ben sapete io comunque registro, riprendo tutto per ricordo e per una completezza di tutto il lavoro. Quindi ci vediamo il prossimo weekend. Anche se duro io ti rialzerò. Mi fai sudare tra bulloni e sangue da imparare. Non mollerò
Buongiorno a tutti ragazzuoli, buongiorno, come vedete siamo sommersi di mezzi, Guardate qua, che mezzi, muletti, abbiamo tutto a disposizione. Allora, oggi è sabato e vi sto facendo l'intro perché c'è il proprietario fuori, quindi ovviamente mi vergogno, ma anche perché questa mattina sono arrivato e ho trovato il cancello che non si apriva. Ho dovuto scavalcare, sono entrato in capannone, mancava la corrente anche. E ho scritto a Gigi, nel frattempo dopo 2 minuti è arrivato il proprietario che mi ha fatto vedere dove sono i differenziali. Probabilmente con il temporale di ieri, che c'è stato un bel temporale, è saltato qualcosa e anche era saltato qui dentro. Quindi ho perso un sacco di tempo, infatti sono adesso le 9, sono qua dalle 8:15, forse 8:20. Come sentite, credo, e vedete, ne sta arrivando un temporale lì. Sembra anche bello incazzoso. La cosa bella è che si sta da Dio, ci sono 18 gradi, si sta benissimo, quindi ci baciamo le mani. Questa volta lo faccio perché ho le mani pulite. L'altra volta non l'ho fatto perché avevo le mani sporche. Vabbè, comunque oggi un po' di fatica perché ieri sono andato a letto anche un po' più tardi. Avevamo la cena aziendale e ho mangiato troppo, mi sento ancora pieno, con un po' di mal di stomaco. Ho sonno. Ieri tra l'altro, mentre è arrivato temporale, eravamo lì al ristorante, io ero in scooter ovviamente, quindi al ritorno ho preso l'acqua. E quindi niente, dai, è un po' tardino, però mi sono già preparato tutto il set e adesso inizio a grattare. Sapete benissimo che stiamo grattando sotto il serbatoio, che eccolo qui in stand by in attesa della pulizia. Scusate anche la poca luce perché c'è una lampada che va, adesso c'è buio col fatto che sta arrivando temporale. Comunque vi aggiorno più tardi, non so se è a pranzo, vediamo in base a quanto sono andato avanti, perché è inutile che vi faccio vedere spesso, sapete benissimo. Però oggi è sabato, io ho gli ultimi 3 giorni di lavoro e dopo si va in ferie, quindi abbiamo un sacco di tempo per andare avanti. A go, sono contento, sono carico, anche se sarà dura ovviamente, però sono contento. Quindi attendiamo il temporale, intanto noi lavoriamo sperando che non starti la corrente ancora, e ho parlato anche troppo, ciancio le banda e iniziamo. Ragazzuoli, sembra che stia arrivando, sembra veramente brutto da quella sensazione. Ci sono di quelle nuvole strane ed è questa formazione. Guardate l'azzurrino. Voi non so se ci fate caso. Madonna, questa qua è grandine. Tutto l'azzurrino che vedete, se lo vedete, questa qua è grandine. Sembra bello bruttino, Per fortuna sono comunque al riparo. Che vento. Vediamo se c'è qualche mini tornado che si crea. Dai, forse è lì, guardate. Forse... può essere. Vabbè, c'è un buio, sono le 10:30, sto fermando a bere un attimo un caffettino e volevo farvi vedere com'era fuori. Io vi giuro adoro i temporali, mi piace tantissimo. Cioè guardate il riflesso per terra, non so se si nota, è azzurro anche il riflesso per terra. Assurdo, ma mai capitato di vederlo così. Comunque stavo dicendo che a me piace tantissimo i temporali e mi piace essere tipo nel van mentre piove, arrivano fulmini, temporale, tu sei lì al van, dentro il tuo camperino, in modalità relax. A me l'idea piace tantissimo, dopo magari proverò e magari neanche mi piace, ma ci sarà il tempo, farà 2 anni quando finiremo tutto di provare. È assurdo l'azzurro che si vede, assurdo, impressionante. Ragazzuoli, la giornata si sta aprendo, ma è arrivato un altro temporale dopo l'aggiornamento che vi ho fatto prima. Poi non so se vi ho messo il time lapse che ho fatto alle nuvole, ho messo proprio la GoPro fuori, l'ho lasciata fuori, ma veramente è venuta giù tanta acqua. Tanta. Comunque io ho appena finito di mangiare, vi faccio vedere, faccio il mini aggiornamento della giornata di oggi. Allora, sono andato a terminare praticamente la parte qui dietro, tutta questa parte qua e alcuni punti che c'erano qui. Qua devo ancora pulire, infatti dopo pulisco così vedo se qui dentro c'è della ruggine. In alcuni punti vedete ferro vivo tipo qua dentro, ma non c'era la ruggine, c'era solo la vernice che saltava, proprio viene via soffiando con l'aria. Quindi tutta quella che viene via io la rimuovo. Ecco, guardate, ne ho appena visto un'altra zona che non ho fatto in base all'angolazione della luce, e quindi la rimuovo così almeno ovviamente attacca prima, cioè ovviamente lo zincante
o comunque fondo eccetera, non attacca su una vernice che si stacca. Sono passato dall'altro lato e adesso sto facendo questa zona qua, cioè questa parte qua, vedete c'è questi punti fino a lì, li ho fatti un po' col trapano, prima con la spazzola, adesso vado col Dremel. Comunque quando non sono zone imboscate si va avanti che è una meraviglia. E comunque sì, è tutto bagnato qua perché era venuto un po' un diluvio, allora ho entrato il frugore di Gigi che era fuori, avendo paura che venisse giù grandi e l'ho messo dentro, solo che era tipo una piscina all'aperto, cioè tutto il tempo che è stato dentro usciva acqua dai bordi. Ma vabbè dai, iniziamo, vado avanti, ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzoli, terminato, beh sono le 6, sto per andare via, vi faccio il recap. Terminato tutte queste zone che erano qua, terminato tutto anche da questo lato, proprio tutti gli angoletti qua, non so se vi ho fatto vedere prima, qua e tutta sta parte è completata, quindi adesso lato qua siamo a posto. Ho iniziato a pulire per bene tutta questa zona, tutti gli angoletti qui sotto, come vedete è bella pulita, cioè più o meno qua ancora no, ma vabbè. Ho iniziato a grattare qualche punto qua e domani continuiamo questa zona. Qui c'è tipo una staffetta, cioè non so cosa serve, tipo rivettata qua sotto, boh, non so cosa sia, ed è messa malino, quindi vedrò di provare a grattarla bene. Qua tutto sto angoletto, scusate ma è veramente difficile farvi vedere e anche fare luce. Comunque tutta sta zona qua, noi iniziamo domani e man mano scorro in qua perché qua ci sono dei piccoli punti, vedete la zona arancione è tutta ruggine. Per carità è leggera, però comunque sono punti rognosi e si perde tempo. Guardate comunque adesso che si è aperta la giornata, infatti fa caldino. Quindi ragazzoli per questa giornata è andata abbastanza bene, c'è stato fresco, scusate le facce, ma è per farvi vedere bene illuminato tutto. Quindi ci vediamo domani e continuiamo. Ciao a tutti ragazzuoli, benvenuti in questa domenica. Oggi sembrerebbe bellina, come potete vedere, non mette temporali strani in teoria, quindi meglio. C'è freschetto, quindi meglio. Ho visto che da settimana prossima, da fatalità, quando più o meno la mia ditta chiude ora in ferie, inizia a tornare il caldo, ma roba tosta perché ho visto una giornata, un paio di giorni, che spero di no, ma tipo 37-38 la media. Cioè si va fuori di testa. Speriamo di no. Comunque che ve lo dica fa, oggi continuiamo a grattare. Guardate, io vi capisco se voi saltate i video. Se c'è qualcuno di voi che li guarda tutti vi ringrazio tantissimo. E se li saltate vi capisco perché è sempre la stessa cosa. Ci sono io che parlo e che vi faccio vedere cosa gratto e quando vernicio. Basta. Bisogna portare un po' di pazienza, questo qua è l'ultima volta. L'ultima zona e dopo si varierà un po', anche se comunque nel complesso quando bisogna verniciare il furgone è sempre quello, però le scene cambiano anche tipologie di lavori, quindi è un po' più anche varia come cosa. Quindi mi dispiace, però sapete che io voglio fare giorno per giorno tutto il processo completo. Ho le braccia stanche, non è che abbia fatto ieri questa cosa, non lo so, probabilmente non sto riposando bene. Boh, ma noi andiamo avanti lo stesso, non vi rubo troppo tempo nel parlare, così voi non mi ascoltate. Vabbè, quindi dai, ciao le bande. A few moments later. Ragazzuoli belli, è ora di pranzo. Sono andato avanti un bel po', vi dirò la verità. Non credevo di arrivare fino qui, vi faccio vedere. Allora, ho completato qua questa staffetta che vi dicevo, che è originale perché è proprio marchiata, e ho scoperto che qua è dove si fissa il sedile, quindi vedete questi pippolotti. Sono tipo dei mega bulloni dove è avvitato il bullone sopra dei sedili. Vedete, sono anche qua, corrispondenza dell'attacco del sedile. Fatto anche tutto qua, tutti gli angoletti, vedete qua, qui sopra, sono arrivato fin qua. Questo è completamente terminato. E ho fatto, sarà difficile che farvi vedere, questa zona qui sotto che è stata abbastanza imboscata, però l'ho fatta e quindi dai, sono contento perché anche qui non so cosa state vedendo, si vede, ma sopra qua era anche un po' imboscato. Per non è complesso, sono contento che sono riuscito a fare
questa parte qua che non era semplice. Dopo mangiato, visto che comunque è presto per verniciare, continuo qua, vado avanti man mano da sto lato qua, vedete che c'è sono vari punti. Poi ovviamente magari io non lo dico sempre, cioè non lo dico, però la logistica è importantissima, cioè io mentre faccio, gratto eccetera, io già penso a materiale che mi servirà dopo, cioè sicuramente nel caso che dobbiamo rimontare tutto durante le ferie devo avere tutto a disposizione. Ho appena comprato, perché ho aspettato un attimo per capire se andava bene quella marca lì, il galleggiante del serbatoio che mi è stato consigliato da Kevin di comunque sostituirlo una volta che ce l'ha in mano, e ovviamente non ne ho preso uno a caso, ne ho trovato uno su eBay della marca che andava bene, buona, quindi l'ho acquistato e arriverà durante le ferie, quindi nel caso rimontiamo tutto lo possiamo cambiare. Vi ricordate tra l'altro che avevo preso questi dadi, bulloni scusate, esagonali per sostituirli a quello dell'albero, cioè al posto di questi qua che erano particolari con l'XZN. Ma guardando bene i vari codici, cercando i codici, ho letto, e anche le varie guide, che è assolutamente da non usare viti con testa esagonale, quindi non vanno bene. Ho trovato le stesse originali su eBay sempre, costano tipo 20 euro 3 bulloni, però voglio comunque prescindere e cambiarli perché è un punto diciamo un po' critico, nonostante quelli là di per sé sono anche messi bene esteticamente, però ha preso un po' di torsioni quando abbiamo cercato di smontarle. Quindi, ripeto, sono particolari, ho preferito comprarle nuove, quindi anche queste arriveranno. Quindi dai, la logistica bisogna, sembra stupidata, ma bisogna organizzarsi bene per avere il materiale che ti serve. Vabbè, ho fatto 5 minuti di pippolotto qua, aggiornamenti di robe varie, vi sarete annoiati, quindi ci vediamo dopo stasera più tardi per l'aggiornamento. Ed eccoci qua ragazzuoli, tutto il lavoro di questo weekend del grattaggio è stato protetto. Vedete tutto bene zincante, abbondantemente come faccio sempre, proprio ci lascio quasi le gocce, no, senza quasi, in alcuni punti ci lascio proprio, cioè ne lascio tanto di materiale, almeno fa la protezione, tanto qui sotto non si crepa, non ci interessa perché tanto ci va sopra il fondo e poi l'antirombo. Bene dai, ho fatto un bel pezzo comunque che è tutta zona rognosa, perché su tutti angoletti non abbiamo finito, però dai, più che altro quando ci dobbiamo spostare verso il centro, primero il centro dove c'è il serbatoio non c'è quasi niente, più in là devo ancora pulire bene, e poi i laterali che sono quelli peggiori. Questo da prossimo giovedì sono in ferie, quindi avremo 2 settimane e mezzo di lavorare. Con questo cielo strano, perché si sta un po' nuvolando, però fidatevi, fuori fa caldo, fa caldino. Volevo farvi fuori il saluto ma c'è troppo sole in faccia, non vedo niente. Bene dai, ci vediamo fra 3 giorni, cioè nel senso io vengo qua fra 3 giorni, noi ci vediamo come al solito prossima domenica. Se siete arrivati fin qua in questo video noioso, scrivete che noia, lasciate un commento scritto che noia, se anche solo uno di voi l'ha visto tutto io sono contento. Vi auguro una buona serata o giornata e vi ricordo che se vi va lasciate un like e iscrivetevi al canale per supportarmi e ci vediamo alla prossima, ciao!